TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, firmato protocollo d'intesa in materia di sicurezza tra Regione del Veneto e Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La sicurezza dei cittadini è un bene primario e anche in questo ambito il Veneto è un laboratorio. Il protocollo siglato oggi è il primo del genere di livello nazionale, commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che con 3 milioni di euro iniziali stanziati dal Ministero dell'Interno consente di incentivare il controllo del territorio fino a ulteriori nuove 350 telecamere posizionate in punti strategici delle infrastrutture stradali e autostradali. Approfittando della nostra rete viaria, riusciremo a vigilare sul milione di veicoli che ogni giorno transitano attraverso i confini regionali. Saranno telecamere intelligenti in grado di leggere le targhe e altre caratteristiche dei mezzi, individuando in tempo reale quelli segnalati alle forze di polizia e mandando alert alle centrali. Così si moltiplica esponenzialmente l'efficacia delle azioni per rintracciare criminali ricercati. Le telecamere daranno corpo a 42 nuovi sistemi di videosorveglianza su strade regionali, comunali e provinciali e ad altri 16 tra caselli e lungo le autostrade con una copertura di circa 2000 km complessivi di arterie strategiche. E la Giunta Comunale di Venezia ha approvato la delibera relativa allo schema di accordo di programma tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Veneto Strada SpA, finalizzato alla progettazione e all'esecuzione di un tratto in variante del secondo lotto della ciclovia Vento in località Lido di Venezia. La ciclovia Venezia-Torino si svilupperà lungo 703 km, 102 dei quali in territorio veneto. Il tratto veneto è suddiviso in 3 lotti, 2 in fase di realizzazione nei comuni di Portoviro, Chioggia, Isola di Pellestrina e Lido di Venezia e ad Adria, mentre il quarto, tra Adria e Polesella, è ancora in fase progettuale. L'amministrazione comunale ha affidato a Veneto Strade SpA la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi in variante al percorso originario, proposti per allineare il tracciato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica con risorse proprie dell'amministrazione. Il risultato, spiegano gli assessori comunali Zaccariotto, De Martin e Zuin, sarà un'infrastruttura sicura e interconnessa, che non solo valorizza l'aspetto turistico, ma favorisce anche gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. Gli interventi in variante prevedono un investimento complessivo di 600.000 euro. E la Giunta Comunale di Venezia ha inoltre licenziato la delibera relativa alla riqualificazione dell'ex caserma Pepe Bellemo al Lido di Venezia, destinata a diventare una nuova residenza universitaria. L'intervento nasce dal protocollo d'intesa sottoscritto il 12 maggio 2022 tra Comune di Venezia, Agenzia del Demanio, Regione Veneto e Università Ca' Foscari, con il quale è stata concessa all'Ateneo l'area per 19 anni. Grazie a questo accordo, Ca' Foscari ha potuto accedere ai fondi del PNRR, ottenendo un finanziamento di oltre 26 milioni di euro per il recupero dell'immobile attualmente in stato di abbandono. Grazie a questo progetto riqualifichiamo un'area dismessa, portando una struttura che potrà ospitare oltre 200 studenti, ha spiegato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Si tratta di un intervento importante che si aggiunge nel percorso di rilancio del Lido. Venezia non è una città da vedere una sola volta, ma un luogo dove tornare, ma soprattutto decidere di stabilirsi, studiare, vivere e lavorare. Il progetto prevede la realizzazione di una residenza universitaria per complessivi 207 posti letto, suddivisi in 69 alloggi singoli e 69 alloggi doppi progettati per garantire per ciascuno i servizi essenziali, come l'angolo cottura e un'area studio. Cambiamo argomento. Nuovo appuntamento con la città Teatro 2024-2025, la rassegna di prosa del teatro di Milano. Giovedì 27 marzo alle ore 21, Teatro Bresci porta in scena Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadon. Lo spettacolo è programmato in concomitanza con la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Sono ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo. Scrive Teatro Bresci. 831 sono i giorni di durata del sequestro di persona più lungo della storia nel nostro paese. Un sequestro compiuto dall''ndrangheta e che ha come vittima un ragazzo veneto di 18 anni, Carlo Celadon. Lo hanno rapito la sera del 25 gennaio 1988 dalla Villa del Padre, un ricco imprenditore di Arzignano. Lo hanno liberato il 4 maggio 1990, abbandonandolo per terra sul ciglio di una strada, con la chiara consegna di non voltarsi a guardare gli uomini che lo avevano tenuto prigioniero. Raccontare il sequestro Celadon
significa ripercorrere una delle pagine più drammatiche del nostro paese, in cui la paura ha pervaso un intero sistema sociale, e significa raccontare la storia umana di un ragazzo appena maggiorenne che di punto in bianco è stato gettato nel buio con crudeltà, senza sapere il perché. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.